Va ora in onda Filo Diretto. Buongiorno, a voi la linea. Grazie a Radio Libertà e grazie alla regista Sveva. Iniziamo un po' in ritardo perché ci sono problemi, voi lo sapete. Anzitutto, il primo problema, noi siamo un'associazione Ufficio Rapporti Sociali formata da volontari, quindi tutte persone che danno la propria disponibilità ai servizi a chi necessita, a tutti i cittadini. Prima cosa, io almeno faccio gli auguri di pronta guarigione al nostro collaboratore Arturo Calligaro, l'architetto, che ha dei problemi. Vi auguriamo di guarire il più presto possibile, così riprenderemo poi le trasmissioni come siete abituati ad ascoltarlo. Oggi noi siamo presenti, come sapete, sempre a None, in via Volvera 3, dal martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì, dalle 14 alle 16. Per chiamarci fate il 328 07 15 232 oppure mandate delle email ufrapportisociali@libero.it e noi vi daremo gli appuntamenti per incontrarci e vi risponderemo direttamente con le vostre email per le vostre problematiche. Oggi inizieremo la seconda parte, in quanto teoricamente nella prima dovevo parlare col presidente dei disabili che ha avuto dei problemi. Voi sapete, dovevamo rinnovargli le condoglianze per la mancanza di suo figlio che è mancato, eccetera. Quindi adesso inizieremo, se riusciremo a trovarli in linea, spero, con il giornalista Rabbia Federico dell'Eco del Ghisone. Perché? Perché lui è un giornalista molto importante, di voi lo conoscerete, e oggi ci parlerà proprio di quello che sta capitando e succederà, mi pare oggi o domani, inizio del campionato italiano del football americano, Serie A, quindi una cosa molto importante sportivamente parlando, e chi meglio appunto di Rabbia Federico, il giornalista, ci può spiegare le cose come stanno e ci farà anche parlare con i suoi collaboratori diretti interessati. Nella seconda parte, dopo il nostro giornalista, avremo con noi anche il presidente dell'Automoc Romagna, che è Luca Ricci, col quale poi vi spiegherò chi è e perché lo intendo parlare, perché ci sono delle cose interessanti per voi ascoltatori e anche per noi automobilisti. Quindi se abbiamo con noi già in collegamento il giornalista Rabbia, Federico, sì, posso già chiedere e poi parleremo, così ci passeremo 10-15 minuti insieme per spiegare bene. Federico, scusami, ma se ci sei ho bisogno di chiedere, ciao Luigi. Allora, molto bene, grazie per aver accettato l'invito e scusa per il disturbo. Vuoi spiegare tutto quello che devi spiegare, perché io non ne capisco più niente? Vai Federico, grazie. Sì, allora buongiorno a tutti gli amici radioascoltatori. Io sono Federico Rabbia, ci eravamo già sentiti un paio di settimane fa, sono un giornalista dell'Eco del Chisone, un collaboratore, e l'Eco del Chisone, per spiegare anche chi non è della nostra zona, è un giornale storico di Pinerolo che ha una grossa diffusione tra la provincia sud di Torino e diciamo anche una parte della provincia di Cuneo. Tra gli argomenti di cui ci siamo occupati in questi ultimi anni ho seguito personalmente per il giornale, la testata ha seguito le vicende dei Giaguari Torino, che sono la squadra più importante di football americano del Piemonte, è una squadra storica che negli anni 90 è già stata campione d'Italia, è stata anche vice campione d'Europa, e quindi abbiamo in queste ultime tre stagioni seguito le vicende sportive di questa squadra. Proprio nella giornata di domani e nella giornata di oggi inizia il campionato di massima divisione che si chiama appunto IFL, Italian Football League, e rispetto al campionato della scorsa stagione ci sono alcune novità. Intanto le squadre che parteciperanno, le società sono 12 anziché 9 e sono distribuite in due gironi da 6 squadre. Dopodiché, con partite di andata e ritorno. Dopodiché, dopo questa prima fase che notoriamente viene chiamata regular season, avremo i playoff
e la finale, che quest'anno è stata praticamente organizzata e fissata negli Stati Uniti d'America, in Ohio, no? Quindi ci sarà questo rendezvous che è molto importante, perché andremo nella patria del football americano, cioè gli Stati Uniti. Allora, i due gironi, con la prima partita che sarà la prima partita in calendario è proprio oggi pomeriggio, tra Guelfi Firenze e Pirates Albisola. Ok, i due gironi sono così composti: girone A e girone B. Allora dico le squadre del girone A. Nel girone A abbiamo i Dolphins Ancona, i Frogs Legnano, i Lions Bergamo, i Panthers Parma, i Rhinos Milano e i Warriors Bologna. Nel girone B abbiamo le Aquile Ferrara, i Giaguari Torino, i Guelfi Firenze, i Marine Lazio, gli Scorpions Varese e i Pirates Albisola. Per parlare della partita, perché domani esordiscono appunto i Giaguari Torino, quindi una gran sorpresa per i tifosi piemontesi e per tutti i tifosi di questa squadra torinese, abbiamo in collegamento il dirigente sportivo Paolo Pacchetto dei Giaguari Torino, a cui adesso io cederei la parola, perché così ti spiega. Ci sono alcune novità in seno alla squadra, a partire dal nuovo allenatore, dal nuovo capo allenatore, l'head coach, e ci spiegherà appunto Paolo queste novità. Ciao Paolo. Buongiorno agli ascoltatori. Spero che si senta, non abbiamo problemi. Sì, speriamo che si senta. Si sta sentendo, Luigi? Possono confermare dalla regia? Io sento un po' male, non so se la regia sente o bene. Cioè si sente, perché così ci spiega un po' l'inizio di questo campionato, che è molto importante, le idee, i programmi, i progetti. Insomma ragazzi, stiamo parlando di un'attività sportiva a livello nazionale, quindi io vi auguro che la gente ascolti. No, per noi vada pure avanti, vediamo, se poi c'è qualche problema interrompiamo. La regia è stata in attesa, state tranquilli che sono persone precise e chiare. Da voi la parola, confermare dicendo: questo campionato rappresenta una bella novità, perché si è passati dalle 9 squadre dell'anno scorso alle 12 di quest'anno, divise in 2 gironi, come hai elencato precisamente prima. Noi siamo nel girone che doveva essere il girone nord, poi c'è stato un po' di scambio geografico per evitare che le 2 finaliste giocassero nello stesso girone. Ricordo l'anno scorso sono state Panthers Parma e Guelfi Firenze, che sarebbero finite insieme, invece si è deciso di riequilibrare un po'. Comunque, noi esordiamo domani in casa contro i Marines Lazio, che sono la squadra di football americano della Società Sportiva Lazio, quella, per intenderci, della Lazio di Serie A di calcio. L'anno scorso i Marines ci parlarono la sede per i playoffs, andammo noi a Roma e ci sconfitti 34-15. Quest'anno speriamo di rifarci e insomma di vendicarci sportivamente. Ci sono molte novità, come hai anticipato, a cominciare dal coaching staff, che è quasi completamente rinnovato, perché il nuovo capoallenatore che sostituisce Jim Nendel sarà Kurt Ramler, sempre uno statunitense dal Minnesota, che prenderà in mano la squadra, è già qui da dicembre, quindi è un po' che i ragazzi si allenano sotto di lui. Poi ci sarà, come Ramler farà da capoallenatore e da coordinatore dell'attacco. Come coordinatore della difesa ci sarà un finlandese, Juha Akala, che viene da Helsinki e che è stato l'allenatore degli Helsinki Roosters, che sono una delle squadre storiche più vincenti della Finlandia, ma lui ha avuto diverse esperienze anche in Italia e soprattutto con la nazionale, quindi è una garanzia. Molto preparato, anche molto smart come coach. Per il resto, che dire, abbiamo perso qualche giocatore a favore di altre squadre, ma ne abbiamo acquisiti di nuovi, soprattutto da segnalare un ricevitore che viene da Milano, Sponda Simen, che si chiama Giuliani, in cui si dice molto bene, in allenamento sta facendo vedere grandi cose. Poi ci sono ovviamente i 2 stranieri che quest'anno sono diversi dall'anno scorso,
abbiamo preso un quarterback che viene anche lui dal Minnesota, lui dal Wisconsin, e un defensive back, un difensore. Ecco. Italiani ha cresciuto dagli arrivi dei ragazzi che sono freschi campioni dell'Under 18, quindi direi che ci sono buone premesse. Ecco, ci sono tutte queste novità. Tu hai già avuto modo di parlare con il nuovo head coach, il nuovo capo allenatore, che appunto arriva dagli Stati Uniti. E che impressione ti ha fatto questo ragazzo? Ecco, e quali sono un po' le sue aspettative, anche se hai già avuto modo di confrontarti? Diverse settimane ora i Jaguari comunque ci siamo visti parecchie volte. È una persona molto disponibile, ha un approccio non dico soft, perché è uno che fa lavorare molto, però cerca di creare un clima disteso e di tranquillità e allegria, e devo dirti che si vede questa impronta, perché comunque i ragazzi sono contenti, lavorano molto e lavorano in tempo. Ecco, ricordiamo questo aspetto che è anche importante. I Jaguari esordiranno per la seconda stagione consecutiva nel campo Totta di Borgaretto, che è Beinasco, quindi Beinasco è appunto una cittadina a sud di Torino, e quindi vogliamo magari ringraziare chi vi ospita, ricordando che il vostro stadio storicamente è il primo nebbiolo nel Parco Ruffini a Torino, ma che è in manutenzione. Ecco, quindi se vogliamo appunto ricordare la società che vi ospita, ringraziarvi pubblicamente. Sì, assolutamente siamo ospiti della società Beiborg, che opera in Borgaretto, e ci ha concesso l'uso del suo stadio, un impianto molto bello con una bella visibilità e una bella posizione, poi è dotato di bar, sale per riunioni, insomma ci hanno accolto come degli ospiti privilegiati, quindi ci troviamo molto bene. Ahimè il nostro, tra virgolette, Ruffini sarà ancora indisponibile probabilmente per tutto il 2025. Speriamo di tornare, più che altro perché essendo un impianto in centro a Torino è comodo per giocatori e tifosi, un po' più comodo di Borgaretto, che però è una location comunque adeguata. Segnalo che domani l'incontro sarà trasmesso anche su DAZN, e quindi il Totta di Borgaretto verrà addobbato come la prima partita dell'anno scorso per la diretta TV. Molto bene. E questo è molto importante, è importante anche per tutto il movimento che DAZN segua questo campionato. E ricordiamo anche che per chi verrà, che è una festa, c'è anche tutta una zona attrezzata per hamburger, patatine, panini, giusto? Assolutamente, ci può solo vedere una bella presentazione come oggi. E tra l'altro, molto bene, tra l'altro anche questo aspetto, l'inizio, l'altro anno il kick-off, cioè il calcio d'apertura, l'inizio della partita del match era alle 15, questa volta è alle 14:30, quindi c'è anche questo aspetto di anticipo, no? Pomeridiano, che magari può favorire, come dire, visto che le partite di football naturalmente si giocano sul tempo effettivo, quindi sono più lunghe che di una partita di calcio, e essendo che siamo in inverno, anticipare un po' è meglio anche da un punto di vista proprio del clima, credo, no? Quindi sì, la tempo di mezz'ora sia soltanto con il migliore. Man mano che si va verso la bella stagione, la sera diventa più appetibile, però per adesso con questo sole ci goderemo la giornata di domani. E senti, invece proprio sulla partita di domani, magari avete già avuto modo in seno al vostro staff di confrontarvi, capire magari quali
potrebbero essere le eventuali difficoltà. Insomma, se ci puoi dire qualcosa anche degli sfidanti, Marina e Lazio, che l'altro anno appunto vi hanno battuto nel loro campo, diciamo precludendovi le speranze playoff. Ecco, cosa si prevede, ecco, per la partita di domani da questo punto di vista, le difficoltà e magari le speranze? Allora, l'anno scorso abbiamo iniziato con una bella vittoria in casa con i Lions di Milano, poi il campionato è un po' naufragato tra diversi problemi. Quest'anno quel tipo di problemi sono stati ovviamente emendati, quindi speriamo di essere una squadra un po' migliore di quella dell'anno scorso. Per quanto riguarda i Marines, non ci sono particolari notizie di giocatori, anche loro avranno 2 stranieri nuovi, avranno tra le loro fila una running back che ha giocato anche in nazionale, questo di origine americana, che è Greg Gentili, molto forte. Vedremo poi quali saranno e di quale caratura saranno gli altri stranieri. Io non sono al corrente adesso della forza dei Marines, perché non mi sto occupando di questioni tecniche, però sicuramente vi posso anticipare che sono stati ampiamente analizzati ed osservati dal nostro coach in campo. Ragazzi, scusate un attimo perché abbiamo da fare un'interruzione. Io vi ringrazio di aver partecipato. Prossimi giorni, prossime settimane chiariremo ancora meglio, così vedremo anche come va il campionato e come ci si comporta e il miglioramento. Vi ringrazio di aver accettato l'invito, soprattutto ringrazio anche Federico che appunto vi permette di poter agevolare anche voi che giustamente siete conosciuti, e quindi nell'attesa vi do un buon ringraziamento, un buon inizio di campionato e poi ci sentiremo ancora. Se volete ringraziare il regista, poi lasciamo lo spazio per una seconda parte. Grazie ragazzi. Sì, grazie Luigi, e penso un grazie anche da parte di Paolo, no Paolo? Sì. Bene, allora ci aggiorniamo presto con l'andamento della stagione. Un bocca in lupo per i Giaguari domani e voilà, va bene? Grazie ragazzi, e diamo la linea allo studio. Grazie, ciao Luigi, ciao. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Per le mamme e i papà, ma anche per chi non ha figli. Se volete ascoltarmi e parlare con me di pedagogia, attualità, società, costume, seguitemi su Radio Libertà. Largo ai bambini con Francesca Corbella ogni giovedì alle 16:35. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Luigi, a te la linea, abbiamo anche l'ospite. Grazie, molto gentile. Grazie Sveva e grazie regia e grazie Radio Libertà. Allora, visto che abbiamo già in collegamento il mio grande fratellone Luca Ricci, lo ringrazio, però ho delle informazioni da chiedere. Grazie Luca di aver accettato l'invito, poi ti chiedo di cosa ho bisogno. Benvenuto Luca, vai. Caro Luigi, ciao, un buongiorno e una buona domenica a tutti i radioascoltatori.
Sono qua Diciamo per che voi, sei io sono il presidente di Automoto Club Romagna e caro Luigi, dopo un po' di tempo ci siamo risentiti e come sempre sai che sono sempre a disposizione per tutte le problematiche sul codice della strada, sulla strada e tutto quello che è inerente all'utenza e all'utilizzo della strada e quindi sono qua. Ditemi pure, sono per voi. Io l'unica cosa che ti voglio chiedere, perché io adesso più che fratello e amico ti reputo presidente Automoto Club Romagna, quindi occhio perché qui mi è capitato fra le mani Luca, ecco perché ti rompo le palle perché così chi ci ascolta saprà. Qui dice un articolo, mi dice Tribunale di Ravenna, Automoto Club Romagna 2, Avvocatura dello Stato, allora dice vero, e dopo lo spieghi dopo agli ascoltatori un attimo. Sì. L'Avvocatura dello Stato perde ancora, vince per la seconda volta in pochi mesi Automoto Club Romagna, guarda caso la tua. Qui dice che la prefettura di Ravenna tramite l'Avvocatura dello Stato appella una sentenza del giudice di pace di Faenza che aveva accolto un ricorso per autovelox, questi che stanno per i cosiddetti 2 d'agosto, velocar non omologato. Il Tribunale di Ravenna riconferma il proprio della Suprema Corte di Cassazione Costituzionale orientamento di non equipollenza tra approvazione e omologazione. Non fa presa sui giudici la recente circolare del Ministero dei Trasporti di insistere e resistere ai ricorsi nel ritenere simili i termini di approvazione e omologazione per gli autovelox. L'automobilista ravellate, che tu conoscerai, Nicola Carnicella, difeso dagli avvocati Massimiliano Nicolai e Giuliano Lelli Babi, lamentano l'abolizione del reato di abuso di ufficio che consente alle pubbliche amministrazioni e autorità di continuare a insistere in attività illegittime senza conseguenze penali come nel caso di specie. Automoto Club Romagna, tramite il suo presidente, guarda caso, Luca Ricci, assicura l'assistenza dei propri associati in ogni grado di giudizio. Io ti ho chiamato anche perché così mi spieghi di questo, spieghi agli ascoltatori di cosa si tratta e come la stai pensando e come dobbiamo fare appunto con questo nuovo codice della strada che, come ti ho detto, è la nostra base di discussione. Vai Luca, spiegami tutto. È una cosa che parte un po' da lontano, cercherò di essere conciso. Allora, nel 92, quando è entrato in vigore il nuovo codice della strada, allora si era agli albori anche delle strumentazioni elettroniche sanzionatorie, perché le pubbliche amministrazioni e autorità, per quanto riguarda il sanzionare l'automobilista, ha fatto passi da gigante in 30 anni a oggi. Diversamente invece per le strade, ecco, i servizi sono effettivamente scadenti, questo tutti lo vediamo, però per sanzionare si sono arrampicati sui vetri, al punto che nel 92 arrivavano i primi autovelox, molto probabilmente importati dalla Cina, e che dovevano entrare in funzione da noi sulle nostre strade. La legge prevedeva fin dal 92 la debita omologazione, tra virgolette proprio, debita omologazione, articolo 142,6 del codice della strada. Cosa è successo? Che l'omologazione è una procedura abbastanza complessa rispetto all'approvazione. L'approvazione è una questione documentale dove io dico: io ho costruito questo oggetto, ha i requisiti per poter essere montato in una macchina, può essere usato per questi principi, io mi dichiaro che questo strumento è corretto e quindi chiedo l'approvazione. E il Ministero te la dà solo sulle tue dichiarazioni, senza fare alcun prova tecnica o materiale o strumentale o documentale sull'apparecchio o sull'oggetto che tu vuoi approvare. L'omologazione invece è tutt'altro, lo strumento viene preso in base o l'oggetto viene preso in base alla tipologia di impegno, di utilizzo che si deve fare e viene controllato e testato anche in modo abbastanza impegnativo dal Ministero.
Esempio, un casco di un motociclista, prima di poter essere venduto, vengono richiesti una serie infinita di oggetti e vengono sottoposti a una serie di prove, di crash, come le macchine, come i vetri, come tutti gli oggetti praticamente che vengono omologati, vengono provati e testati. Per quanto riguarda l'autovelox invece questo passo del controllo strumentale delle apparecchiature non c'è stato, non c'è mai stato, fin dall'inizio, praticamente fin dall'inizio gli strumenti venivano solo approvati perché l'importatore di turno diceva: caro Ministero, io ho questo strumento, può fare questo lavoro, secondo me va bene, quindi approvatemelo. E il Ministero l'approvava, di trasporti intendo. Come è nata la questione? La questione l'ho scoperta io quando si è passati all'obbligo del casco per il motorino. Se vi ricordate, quando il cinquantino, quando è arrivata l'obbligatorietà del casco, si poteva usare la scodella. Poi dopo è diventato il vero casco omologato. La scodella era solo approvata, non era omologata. Dopo un annetto o due è arrivato l'obbligo del casco omologato. Quindi cosa volevo dire? Che io ho guardato questi caschi e ho detto, beh, è pure un casco regolare, approvato. No, quello non è in regola perché non è omologato. Allora c'è differenza tra approvazione e omologazione. Mi sono studiato tutta la situazione e ho visto che effettivamente l'omologazione era tutt'altra cosa rispetto all'approvazione. A questo punto vado a vedere i decreti, così, una serie del 2007, quindi vi sto parlando di parecchi anni fa, ho detto, ma porca miseria, ma allora neanche gli autovelox sono omologati, sono solo approvati, quindi non sono in regola. E da lì è partita una battaglia infinita che tante volte, Luigi, noi ne abbiamo parlato in radio. E dal 2007 arrivare praticamente fino al 2022, praticamente i giudici di pace e anche i tribunali si giravano dall'altra parte. Perché? Perché furbescamente il Ministero cosa aveva fatto quando noi avevamo capito che questi strumenti non erano in regola? Avevano emesso una circolare o un decreto o una direttiva interna del Ministero dicendo: per noi l'approvazione e l'omologazione per gli autovelox sono la stessa cosa. No, perché la gerarchia delle leggi in Italia parla molto chiaro. Nessuna circolare, decreto o approvazione può sovvertire quanto disposto dalla legge italiana, e soprattutto le ordinanze della Corte Costituzionale sono immediatamente esecutive. Quindi nel 2015, a forza di insistere su questa storia, perché le strumentazioni approvata e non omologata non ha una garanzia di rilevazione corretta, a questo punto insisti, si è arrivati a una sentenza della Corte Costituzionale dove dice che, essendo uno strumento di misura, l'autovelox va omologato dal Ministero dello Sviluppo Economico, allora era il MISE, e non dal Ministero dei Trasporti, perché essendo uno strumento di misura, le misure è il Ministero dello Sviluppo Economico competente. Per quanto riguarda invece il discorso della taratura, anche la taratura in Italia ci sono delle leggi ben precise che dicono che è la 273 del 91, e quindi tutta la bilancia, il litro, tutte le volte che noi andiamo ad acquistare o comprare qualcosa viene controllato, pesato, quantificato da degli strumenti di misura che vengono sistematicamente controllati periodicamente secondo la legge 273 del 91. Per l'autovelox questo non succedeva, anzi addirittura siamo stati per una decina d'anni senza nemmeno avere l'obbligo della taratura di uno strumento. Quindi lo strumento poteva essere starato, poteva essere tutto quello che volete, che ci possiamo immaginare, che nessuno poteva dire nulla perché i giudici la prendevano per buono, solo perché c'era una direttiva, una circolare del Ministero che diceva va bene così, anche se la legge dice diversamente. Finalmente, dopo una serie infinita di battaglie, siamo arrivati ai giudici che non si sa per quale motivo, devo dire la verità, perché abbiamo preso dei gran schiaffoni davanti a parecchi gradi di giudizio, ma nel 2015 la Corte Costituzionale
dichiara appunto che lo strumento deve essere omologato dal Mise e deve essere tarato secondo la 273 del 91, ma non è bastato. Non è bastato, sembrava che l'ordinanza della Corte Costituzionale la Corte Costituzionale fosse per le nostre forze di polizia locali soprattutto il direttivo della bozzofila. Non ne tenevano conto, addirittura avevano fatto una loro dichiarazione interna dove dichiaravano no, ma per noi va bene lo stesso anche se è così. Quindi superavano l'ordinanza della Corte Costituzionale con una circolare interna, addirittura. Eravamo arrivati a questo punto e noi dovevamo cercare di far capire ai giudici che questo sistema era sostanzialmente una truffa, né più e né meno. E a forza di darci finalmente, a forza di prendere schiaffoni, come dicevo prima, abbiamo trovato dei giudici che si sono comportati da giudice, hanno applicato la legge e hanno capito quello che gli dicevamo: uno strumento approvato non è affidabile, ma soprattutto è alterabile da chiunque abbia a che fare con quello strumento, anche gli stessi tecnici che l'hanno installato. Quindi in sostanza può dare i numeri come la Vanna Marchi quando vendeva la roba per TV, parliamoci chiaro. Detto questo, a Ravenna sorprendentemente... Luca, scusa un secondo, ma dimmi. Il totale di questo esito, che è positivo, ai noi automobilisti, che cosa ci porta? Dove ci porta? Ecco, infatti, stavo arrivando a questo, dicendo che dal 2024 febbraio, da febbraio del 2024, finalmente è stata data pubblicità a una sentenza della Cassazione che riconosce la diversità dell'approvazione dell'omologazione e quindi non ritiene equipollente tramite una circolare intera del Ministero i due sinonimi. E da quel momento lì è iniziata definitivamente, posso dire, l'accoglimento di tutti i ricorsi per gli strumenti autovelox diventati improvvisamente non più regolari. Dopo quella sentenza del febbraio 2024 ne sono arrivate altre 3, ma soprattutto tanti giudici di pace, come i tribunali, come il nostro Tribunale di Ravenna, nel caso di specie, ha accolto i ricorsi perché lo strumento non era omologato. Cosa vuol dire per noi automobilisti? Vuol dire che noi abbiamo delle pubbliche amministrazioni e pubbliche autorità che stanno continuando ad usare degli strumenti che ci sanzionano e quindi ci vengono nel portafoglio e nei punti della patente a portarceli via, con uno strumento che non è regolare, ma purtroppo l'abolizione del reato d'abuso d'ufficio gli consente di fare senza alcuna conseguenza penale. Questo è il problema. Mi spiego, cioè anche se loro sanno benissimo, tutti, che lo strumento così non è in regola, non essendoci un reato in sostanza da potergli contestare, perché l'unico che era l'abuso d'ufficio, questi continuano. Perché? Perché un ricorso al giudice di pace costa 43 euro di contributo unificato, più eventualmente le spese che l'avvocato o chiunque possa chiedere al sanzionato per salvarci. Quindi conviene economicamente, ma non per quanto riguarda un discorso di etica, conviene pagare la multa e stare zitti. Questa è sostanza la situazione. E loro continuano. Penso di essere stato abbastanza chiaro. Ma allora la soluzione non serve a niente. Perché se io devo pagare la multa per evitare problemi, è inutile che allora dicono che ma questo purtroppo, e qui bisognerebbe che Nordio ci ascoltasse a noi. Noi ci aspettavamo da cittadini che l'abuso d'ufficio venisse un po' più inasprito, perché prima era abuso d'ufficio, cioè tu chiunque abusava della sua cosa per fare una cosa irregolare incorrevi in quel reato. Poi dopo si doveva provare il dolo intenzionale, cioè si doveva dire guardate che qui state sbagliando e non potete farlo. Vabbè, ma io credevo di essere in regola, scusate. Ecco, allora si salvava così la pubblica amministrazione dicendo vabbè, se ho sbagliato scusate, non lo faccio più. Si doveva provare il dolo intenzionale. Ho capito, però adesso a sto punto abbiamo addirittura levato il reato di abuso d'ufficio, quindi succede che le pubbliche amministrazioni
ma lo vedete tutti i giorni, lo vedete da sempre, anche mettere il naso fuori di casa, stanno facendo dei lavori anche nelle strade, marciapiedi stretti, buche che non vengono riparate, corsie di marcia più strette, lampioni in posizioni pericolose vicino al margine della strada, cartelli inadeguati, la vediamo in tutti i giorni, ma queste irregolarità non possono essere perseguite perché manca un reato d'abuso d'ufficio, manca un qualcosa che la pubblica amministrazione si rappresenti e debba essere responsabilizzata rispetto a quello che combina, perché l'errore, quello che loro chiamano errore, poi diventa volontà quando sanno bene che non possono farlo, ma lo fanno lo stesso perché non c'è nulla che li possa perseguire. Questo è il problema. In sostanza, solo il cittadino oggi è obbligato a osservare le leggi, le pubbliche amministrazioni e le pubbliche autorità no. Piaccia o non piaccia, la situazione è questa. Luca, una cosa mi interessa perché sai, non sei facilmente presente con me in radio, ma un'informazione, visto che trattiamo le auto storiche, lo sai che soprattutto noi siamo nati per le auto antiche, le auto storiche più che per quelle nuove. Io ti faccio una domandina, ti leggo 2 righe e poi voglio una risposta tecnica e anche diciamo politica, tecnicamente parlando. Qui dice Luca, auto storica Euro 0 e chiede: si può circolare in centro? Pare che questo nuovo codice della strada, ecco perché ci siamo noi in questa grande radio, perché trattiamo un nuovo codice, dice che le auto storiche Euro 0, poi tu mi spiegherai cosa sono e come valgono, sono un simbolo del passato automobilistico e un elemento culturale di grande valore. Con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, ecco perché ti parlo, perché trattiamo solo argomenti presenti, non vecchi, previste dalla riforma del codice della strada, l'accesso di queste vetture ai centri urbani e alle zone a traffico limitato è soggetto a regolamentazioni più stringenti. La riforma in vigore dal 14 dicembre 2024 introduce un approccio che punta a bilanciare le esigenze di tutela ambientale con quelle di conservazione del patrimonio automobilistico, aprendo la strada a un futuro incerto per gli appassionati collezionisti. Cioè, qui vogliono quasi che non teniamo neanche le macchine collezioni. Guarda, io sono incazzato, non parlo più di tanto, faccio parlare a te che sei un tecnico. Qui dice: in tutti i casi il veicolo deve disporre di una documentazione che ne certifichi l'autenticità e la storia. Quando sono iscritti ai nostri club hanno già i certificati o no? O dico cazzate? E la storia tra cui il libretto di circolazione originale, eventuali, dice, attestati di partecipazione a eventi storici e, se possibile, fotografie dell'auto nelle sue condizioni originali. Che ne dici di questa roba, sia tecnicamente che politicamente parlando come automobilista? Luca. Guarda, allora, innanzitutto io vi sto parlando in questo momento a bordo di un autocarro del 1991 storico, in perfette condizioni, marciante, tranquillamente gira. E adesso vabbè, che abito un po' in una città di periferia, quindi non ho problemi come a Milano, Torino, Bologna e altre città. Però anche qui torniamo nel principio di prima. Sono delle ordinanze del sindaco o territoriali o provinciali, quelle che sono, dove viene vietato a un qualcosa a un veicolo a Euro 0 o anche superiori, a seconda dell'annata della macchina, di circolare in certe zone delle nostre città italiane. Domanda: ma io quando ho comprato la macchina poteva farlo questo giro? A me viene in mente, cioè poteva andare in queste strade, mi viene in mente un rivenditore che un anno fa, 2 anni fa mi sembra, che mi chiamò da Milano: ma scusa un attimo, tu sai qualcosa? Perché qui abbiamo venduto delle gran macchine Euro 4, Euro 5, perché dovevano essere quelle uniche che potevano circolare in Milano, e dopo 2 mesi che abbiamo cambiato le macchine da Euro 3, Euro 2 a queste qui che erano le uniche che potevano girare, fanno una nuova ordinanza il sindaco
e ne vieta la circolazione a non meno di Euro 6. Allora, scusate, ma allora a questo punto cos'è questa qui? Questa qui è una truffa. Queste sono tutte truffe. E purtroppo torniamo al discorso di prima, cioè se viene venduto un oggetto e quell'oggetto in quel momento ha delle condizioni, non possono essere ritirate. Cioè, se una macchina a quel momento che è venduta aveva quelle caratteristiche, poteva fare quel tipo di servizio, deve continuare a farlo finché questa macchina ha vita, altrimenti diventa una truffa. Cioè, è inconcepibile che io possa andare dentro a un supermercato a comprare 10 uova e poi quando esco fuori non sono più buone da mangiare perché lo decidono loro. Ma che discorso è questo? Cioè, questa è una truffa vera e propria. Poi i veicoli storici o non storici non cambia niente secondo me. Quando il veicolo è stato venduto aveva un costo, aveva delle caratteristiche, aveva delle possibilità, e quando è stato comprato era perché il compratore aveva quell'intenzione lì, con quelle garanzie. Adesso mi venite a dire non si può più fare? Ma scusate, se non è la truffa che cos'è questa qui? Immaginatevi, e anche qui torniamo al discorso dello strapotere dei sindaci che non viene, che si divertono a contrastare la legge con delle proprie iniziative molto discutibili, come il limite dei 30 km/h in Bologna e anche in altre città. Addirittura il Ministero gli sta contestando questa iniziativa e non riesce a risolvere il problema. È chiaro che non riesce a risolvere il problema, manca il reato di abuso d'ufficio. Quindi il Ministro Nordio, se mi sta ascoltando, deve prendere atto che questa abolizione che ha voluto questo governo, a mio avviso è sbagliata, perché consente alle pubbliche amministrazioni di fare quello che gli pare, perché la legge purtroppo non ha la possibilità di colpirli e quindi fanno quello che vogliono, anche se sanno benissimo che non possono farlo. Le auto storiche, a quelle che noi oggi chiamiamo storiche, o comunque quelle che un domani diventeranno storiche, sono state vendute e comprate a un prezzo perché avevano un servizio che potevano fare e quello devono continuare a farlo, non possono essere limitate. A te Luigi. Comunque Luca, io ti ringrazio di aver accettato l'invito e adesso ti sei compromesso perché ti chiamerò e ti romperò le palle quando bisogna continuamente. Intanto ti ringrazio. Vuoi dare indicazioni per chi volesse informare e parlare con te come deve fare e poi ci saluti perché siamo già in chiusura? Grazie. Va bene, bacione, allora dai. guarda, una cosa molto semplice, tanto Facebook l'abbiamo tutti, come tu hai trovato l'articolo di questa sentenza che noi pubblichiamo, gruppo Facebook Automoto, tutto attaccato, Automoto Club Romagna, e lì troverete il nostro gruppo col simbolo tipico romagnolo, iscrivetevi o leggetevi o domandate, fate quello che volete lì direttamente sul gruppo Facebook e da lì poi sarete dirottati a tutti i nostri, eventualmente se avete delle problematiche, quello che possiamo fare, perché siamo tutti volontari, non chiediamo nulla e quindi facciamo questo carnicella Nicola che abbiamo difeso fino in appello, probabilmente andremo a finire anche in Cassazione, non ha tirato fuori un soldino perché siamo tutti volontari, non chiediamo soldi. Caro Luigi, grazie di avermi invitato nuovamente a questa bella radio e resto a disposizione per tutti i tuoi e le necessità dei radioascoltatori. Buona giornata, buona domenica. Un abbraccio e ci risentiamo presto. Grazie, ciao. Allora, io ringrazio intanto la nostra regista Sveva che è stata gentilissima. Magari all'inizio non si sentiva bene, ma sono problemi che ci sono sempre. Allora io voglio ricordare una cosa. Noi siamo l'associazione Ufficio Rapporti Sociali Alone in via Volvera 3, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle 14 alle 16 chiamando il 328 07 15 232 e noi vi daremo tutte le informazioni risposte. Per concludere proprio col mio cuore faccio tanti auguri di pronta guarigione al nostro architetto Arturo Caligaro, così lo potete ancora riascoltare tranquillamente. Avete visto che le persone che fanno parte del nostro gruppo sono tutti volontari,
così come ha fatto adesso Luca, lo sta facendo Arturo, lo sta facendo Ligi Ircudia, cioè tutti coloro che lo potete controllare e confrontare personalmente. Grazie comunque per la trasmissione, un abbraccio forte ancora alla nostra Sveva e poi grande Radio Libertà. A voi tutti, ci sentiamo sabato prossimo dalle 11 alle 12, probabilmente con i nuovi avvenimenti sportivi che riguarderanno anche il nostro complesso di persone disabili che non ha potuto partecipare per altri problemi. Grazie e a voi studio. Ehi tu!